Ha fatto bene la Capitaneria di Porto a autorizzare quella soluzione. Intanto il tempo era buono dichiarato, quindi nessun pericolo. I lancioni, ho visto io, passavano, non hanno fatto moto ondoso, ma la soluzione ideale per garantire lavoro e per riportare le navi bisogna farle passare di nuovo via Lido per andare alla Marittima, però a soli 2 o 3 nodi di velocità. In queste condizioni non succede niente, non fanno alcun danno. Il comandante Ferruccio Falconi, capo pilota emerito della Corporazione Piloti dell'Estuario Veneto, condivide la soluzione tecnica trovata per lo sbarco in rada fuori dalla bocca di porto del Lido di Venezia della nave Norwegian Gem, ammiraglia di 94.000 tonnellate di stazza lorda, lunga quasi 300 metri. L'impatto delle grandi navi in laguna è quello termico e non quello del pericolo di qualche pruata. Quindi mandando le navi via Malamocco alla Marittima Marghera già inquinata, inquinano moltissimo e corrono i rischi di incappare in cattivi tempi, forti colpi di vento. Quindi anche lì la Capitaneria ha fatto bene a mettere dei limiti di vento. Col vento maneggevole possono andare, altrimenti è troppo rischio. Le polemiche di questi giorni, dunque, sarebbero esagerate. Queste grida, tutto quello che hanno detto, è vero, contro le navi è esagerato. Quindi torniamo subito via Lido alla Marittima, ma a velocità ridotta. Quando uno cammina piano non fa nessun danno.